Vediamo adesso la rubrica curata dal dottor Madeschi, 3 minuti per la tua salute. Oggi parliamo di diabete con il presidente dell'Associazione Diabetici Basso Piave. Sentiamo. Benvenuti a una nuova puntata di 3 minuti per la tua salute, la trasmissione video sound che parla della salute e dei problemi legati ad essa nel nostro territorio. Oggi abbiamo il piacere di avere ospite il signor Giovanni Franchin, che è il presidente dell'Associazione Diabetici del Basso Piave. Io ritengo che sia un'associazione molto importante e io l'ho conosciuto, la verità, da poco, ma l'ho visto molto attivo e quindi mi scuso di non averlo invitato prima, perché sicuramente ci darà delle notizie molto utili alla popolazione. Allora, benvenuto, signor Franchin. Grazie a tutti e buongiorno a tutti. Bentrovati. Allora, vediamo un po' questa associazione, perché di verità non tutti penso la conoscono chiari diabetici, ma gli altri no. Allora, quando è nata e cos'è? L'associazione è nata nel settembre 2004 e ha circa 250 iscritti. Gli scopi dell'associazione sono di dare assistenza ed aiuto ai diabetici ed alle loro famiglie. Permette una curiosità, è nata l'idea da un medico o da un paziente? Ma sono nati da 4-5 pazienti e da un medico assieme, dal diabetologo, e quindi appunto perché è nata questa? Per dare assistenza ai diabetici e alle loro famiglie, perché quando uno si accorge di essere diabetico incide anche in tutta la famiglia, e quindi di essere consapevoli della propria malattia e cercare di convivere serenamente con questa malattia. Il diabete è una malattia cronica per definizione. Certo. Ha la caratteristica di non guarire, anche se curabile. La sua cura è continua nella vita di tutti i giorni, dura per l'intera esistenza della persona che ne è affetta e ha come scopo la cura quello di mantenere il miglior stato di benessere possibile, evitando le complicanze acute. In effetti io a volte spesso dico ai pazienti: avete una malattia che a volte è meglio avere un tumore. Se è curato, guaribile, sì, esatto, si guarisce. Il diabete, come altre, come l'artrite reumatoide, non si guarisce. Però si può vivere bene. Bene. Ringraziamo il signor Franchin. Ci rivediamo la settimana prossima, sempre con lui in studio. Grazie e arrivederci a tutti.